Buone notizie per la nostra città, il governo Musumeci finanzia la riqualificazione del porticciolo di San Leone. Verrà sistemato e riqualificato. La decisione adottata dal governo Musumeci nell'ultima seduta è stata comunicata dal presidente della regione al sindaco del comune di Agrigento Miccichè nel corso di un incontro avvenuto a Palazzo d'Orleans. Il governatore ha anche assicurato di seguire con molta attenzione la procedura del progetto per la sua riqualificazione e quella della rete idrica. Per il porticciolo ci sono a disposizione 1.200.000 euro e gli uffici del Genio Civile di Agrigento, diretti dall'architetto Lamendola, hanno già provveduto alla redazione del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dell'area portuale e il ripristino della mantellata del muro paraonde del Molo di Ponente. Il progetto è stato firmato dall'architetto Carmelo Solcer e dal geometra Salvatore Failla con la collaborazione di Isidoro Curabba e Carmelo Sedita. L'onorevole Savarino afferma: ringrazio il presidente Musumeci per l'attenzione che costantemente presta alla mia provincia di Agrigento. Aspettava da troppo tempo questa risposta concreta, lo avevano constatato anche lo scorso anno durante la campagna elettorale. Ancora una volta possiamo dire impegno mantenuto. Sempre sul porto di Agrigento interviene anche il consigliere comunale di Agrigento, diventerà bellissima Roberta Zicari, affermando come: voglio ringraziare il presidente Musumeci, l'assessore Falcone, l'onorevole Savarino, l'architetto Lamendola, gli uffici del Genio Civile e tutti coloro che si sono spesi per giungere a questo risultato. Roberta Zicari conclude dicendo: la notizia del finanziamento in arrivo per il porticciolo di Agrigento ci riempie di gioia, così come abbiamo sostenuto in campagna elettorale per il rilancio della città bisogna puntare sulle 3 P: porto, parco e polo. Avanti così.